Bene, direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Ho il piacere di darvi il benvenuto a voi qui intervenuti al terzo appuntamento della Settimana Sociale Diocesana, giunta alla sua 16ª edizione e che quest'anno ha un tema particolarmente attuale, il popolo. Torneremo subito sul punto. Innanzitutto vorrei ricordare e così anche ringraziare le realtà che sono parte attiva del comitato organizzatore, vale a dire l'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale, nella persona del suo delegato vescovile Don Andrea Forest, le ACLI, il Movimento dei Focolari, il Settimanale Diocesano L'Azione, l'Istituto Diocesano Beato Toniolo Le Vie dei Santi, l'Azione Cattolica e la Diocesi di Vittorio Veneto. Per quest'ultima ho ricevuto il compito di portare a tutti voi i saluti di Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Corrado Pizziolo, che non ha potuto essere presente per un impegno già fissato da tempo, ma che è stato presente e ci ha accompagnati nelle prime 2 serate e sarà presente anche domenica mattina a Motta di Livenza. Per questo lo ringraziamo. Prima di ripercorrere brevemente le prime 2 tappe del nostro percorso, cederei la parola per un saluto all'amministrazione comunale, che è qui presente in persona del vice sindaco Alessandro Turchetto e che a nome del comitato ringrazio per l'ospitalità in questa bella sala. Grazie, si sente, sì. Grazie, allora un benvenuto a tutti in questa sala, appunto, in questo Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Con piacere che vi ospitiamo questa terza tappa di questo ciclo di conferenze su, credo, un tema quanto mai attuale, un tema che richiede una particolare predisposizione d'animo anche all'approfondimento, secondo me. Ecco, per cui averla organizzata questa tappa proprio qui in questa sala che è stata, questo palazzo è stato il palazzo municipale, il palazzo di governo di Ceneda per tanti secoli, è stato il palazzo di governo fino alla fine del Settecento e poi è stato sala municipale, appunto, di Ceneda, abbia un significato particolare. Appunto, anche oggi è il Museo della Battaglia e quindi è un luogo che ci invita a approfondire, ci invita a riflettere in un periodo storico invece in cui tutto questo non succede sostanzialmente. Mi pare che in una delle tappe precedenti si parlasse di fake news, così questo atteggiamento che c'è oggi, questo comportamento imperante per cui vengono divulgate delle falsità, l'approfondimento è relegato, è marginalizzato a momenti marginali, appunto, della vita sociale, in cui l'insulto prevalgono le falsità, anche a livello locale, va detto, anche a livello locale, non solo a livello nazionale. E questo è un fatto davvero preoccupante. Mentre è un fatto positivo che ci sia questa sera tanta gente, secondo me, perché la sala è piena, è una serata invernale, e che sia venuta appunto qui ad ascoltare illustri relatori, che ringrazio e che saluto, e che si sia presa appunto questo impegno di venire qui in questa sala. Questa sala che ci ospita, lo dico anche per chi non è mai venuto prima, è una sala che è stata affrescata nella seconda metà dell'Ottocento, ma il palazzo risale al 1500 ed è diciamo, la progettazione è attribuita, l'idea di progetto è attribuita niente meno che a Jacopo Sansovino, che è stato uno dei più importanti artisti del Rinascimento veneziano. Quindi credo che sia un contesto ideale proprio per fare approfondimento, per fare storia, come fate questa sera, e per fare cultura. Quindi io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie Vice Sindaco, rinnoviamo anche i ringraziamenti per il supporto che l'amministrazione di Vittorio ci ha sempre dato. E ora che siamo giunti alla terza tappa del nostro percorso sul tema del popolo, populismo e popolarismo, con una riflessione sul ruolo dei cattolici in politica, prima di cedere la parola al dottor Marco Zabotti, moderatore della serata, che subito presenterò,
e ai nostri ospiti e relatori, che ringrazio a nome del Comitato per il loro servizio, ci sembra opportuno ripercorrere brevemente il percorso sino ad oggi compiuto. Nel primo incontro, che si è svolto a Fontanelle lunedì sera, abbiamo affrontato il tema della formazione e manipolazione della coscienza del popolo, con l'aiuto del professor Andrea Altinier, che ci ha descritto il collegamento fra il populismo e le fake news, con i loro effetti distorsivi dell'informazione e persino del consenso elettorale. Abbiamo parlato del concreto rischio della cosiddetta post-verità, parola dell'anno 2016, si riferisce a un fatto che diventa vero nel comune sentire a forza di condivisioni e bombardamento di notizie, e dell'importanza di investire energie e risorse nella formazione culturale e nella capacità di discernimento, antidoto ad ogni falsa notizia, e del compito che spetta ad ogni cittadino di un uso della parola secondo verità, perché questa diventi mezzo per tessere relazioni e non per alimentare i conflitti. Nella seconda serata, che si è svolta ieri sera all'Auditorium Toniolo di Conegliano, abbiamo assistito a una tavola rotonda sul tema popolarismo, populismo e sovranismo, con i relatori professor Paolo Pombeni dell'Università di Bologna ed il dottor Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire, moderata dal direttore dell'azione Don Alessio Magoga. I relatori ci hanno permesso di comprendere il significato di popolo, che a sua volta permette di costruire i concetti di rappresentanza e rappresentatività e quindi fondare le basi stesse della democrazia, ma che viene distorto dal populismo, perché è utilizzato per far prevalere la parte sul tutto, utilizzando i desideri e le paure del popolo contro lo stesso popolo. Non da ultimo è emersa l'esigenza da parte dei cattolici di farsi riconoscere nella vita pubblica. Ecco, venendo quindi a noi, cedo senz'altro la parola al moderatore della serata, dottor Marco Zabotti, giornalista, attualmente direttore scientifico e vicepresidente dell'Istituto Diocesano Beato Toniolo Le Vie dei Santi e autore del libro Giuseppe Toniolo nella storia al futuro, edito da Ave e pubblicato in occasione del centenario della morte del Beato Toniolo. Grazie a Carlo Baggio, che è avvocato ma è anche assessore del Comune di Cordignano, quindi nell'ottica anche del servizio del bene comune. Grazie anche per il prezioso servizio reso dentro la fase di programmazione dell'organizzazione di queste settimane sociali. Di nuovo buonasera a tutti voi. La sfida del Partito Popolare, attualità di Don Luigi Sturzo. Siamo nell'anno centenario dell'appello dei Liberi e Forti, siamo anche nell'anno che segna i 60 anni della morte di Don Luigi Sturzo. E questo centenario segue a ruota, essendo qui nella diocesi di Vittorio Veneto, un altro centenario importante che abbiamo senz'altro vissuto con grande intensità, è stato l'anno centenario della morte di Giuseppe Toniolo. Due figure che si sono incontrate, incrociate, stimate, che hanno dialogato e come al loro tempo e per i quali insomma questa sera avremo anche modo di trovare ulteriori motivi di considerazione e di sintesi. Il tema sturziano è emerso, mi pare particolarmente ieri sera, quando il direttore di Avvenire, Tarquinio, ha accennato a più riprese al tema del popolarismo, ha parlato della straordinaria attualità di Sturzo, ha citato alle radici dell'esperienza più alta del movimento cattolico il beato Edoardo Focherini, come a dire che anche nel segno della memoria e della gratitudine per questa storia alta noi stiamo vivendo queste serate della settimana sociale. Don Luigi Sturzo nasce nel 1871 a Caltagirone e muore nel 1959 a Roma. Qualcuno ha detto che la vicenda del Partito Popolare è stata forse una delle tappe, se non la tappa più importante di un'esperienza politica del secolo che abbiamo lasciato alle spalle. Nel segno della storia e dell'attualità si muove anche il percorso, il filo di questa serata. E quindi in questo senso noi abbiamo richiesto che ci fossero, credo, tra i massimi interpreti autorevoli esperti della persona, del pensiero sturziano oggi in Italia, che per esperienza professionale, culturale, accademica, ma anche per
ruolo svolto nella fase anche di animazione culturale del nostro Paese, oggi sono qui con noi a testimoniare il senso di questa custodia di memoria e soprattutto il senso della proiezione dell'attualità. Alla mia sinistra c'è il professor Nicola Antonetti, già ordinario di Storia e Dottrine Politiche all'Università di Parma, è stato presidente del Comitato Tecnico Ordinatore della Facoltà di Scienze Politiche e direttore del Dipartimento di Studi Politici e Sociali dal gennaio 2000 a dicembre 2008, coordinatore del dottorato di ricerca in Sociologia e Sistemi Politici. I più recenti indirizzi dei suoi studi sono stati rivolti da un lato all'evoluzione tra 8 e 900 delle istituzioni e delle organizzazioni politiche italiane e europee, e dall'altro ai dibattiti giuridici e politici che hanno animato gli sviluppi dei costituzionalismi moderni e contemporanei. Ha pubblicato vari volumi, è stato nominato da vari ministri per i beni e le attività culturali componente di vari comitati scientifici nazionali e internazionali, è stato presidente dell'Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche dall'ottobre 2010 al dicembre 2016 e poi ancora, ricordo, il ruolo più importante, a ottobre 2014 eletto presidente dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma, che a livello nazionale e internazionale oggi è davvero custode di questa memoria così alta. È vicepresidente della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. Ricordo anche, nel segno appunto della sinergia e della collaborazione, che non solo ha fatto parte del Comitato per il Centenario del Toniolo, ma ha coordinato, presieduto la terza sessione su democrazia sociale e democrazia politica al Convegno Nazionale su Toniolo, che si è svolto all'Università Cattolica di Milano il 24 novembre scorso. Alla destra Giovanni Paladino, nato a Roma, è figlio di Giuseppe Paladino, che è stato esecutore testamentario di Don Luigi Sturzo. Quindi capite che c'è un legame profondissimo di affetto familiare e veramente personale con questa figura. È laureato in legge, ha svolto ruoli molto importanti in campo sia economico che finanziario in varie sedi, in varie agenzie e realtà internazionali, appunto sia in Italia che all'estero. Dal 94 al 98 ha lavorato per Confindustria, è stato direttore della finanza, è stato anche presidente di Arca Vita International. Dal 96 al 2011 è stato presidente del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo. Dal 2017 è segretario generale di Servire l'Italia, associazione di cultura politica sturziana, è stato tra i promotori, sono il promotore della causa di beatificazione di Luigi Sturzo. Sapete che nel novembre 2017 si è conclusa a livello di diocesi di Roma la fase appunto diocesana di questo percorso. Ha avuto diverse collaborazioni in campo pubblicistico con vari autorevoli quotidiani nazionali, autore di 8 libri in tema nostro: Governare bene sarà possibile, come passare dal populismo al popolarismo, 2015 Rubettino; Don Luigi Sturzo, maestro di verità e di libertà, 2017, sempre Rubettino; Il primo dovere dei sacerdoti e dei governanti è di vivere in grazia di Dio, 2018, sempre casa editrice Rubettino. Cominciamo subito, cominciamo da lui. Luigi Sturzo, chi era costui? Marco, è per me veramente un onore essere qui oggi, perché mi trovo nella zona dalla quale Don Sturzo ha bevuto il latte, nel senso che tutti sanno che Toniolo è stato il grande maestro di Luigi Sturzo, che voleva fare professore di filosofia e teologia. Questa era la sua vocazione, ma quando si laurea nel 1894 decide di cambiare obiettivo, perché è colpito dall'importanza della Rerum Novarum del 1891, capisce tante cose che prima non aveva mai capito, ma soprattutto dopo la laurea si iscrive al corso di economia sociale di Giuseppe Toniolo, sempre alla Gregoriana, e quindi beve quel latte che poi gli sarà molto utile per tutta la sua attività successiva. Ma anche Toniolo ha bevuto del buon latte, perché voi dovete sapere che negli anni 80, 1880-1890, è ben scritto nel libro che ha scritto Marco Zabotti, Toniolo si abbevera alla cultura economica, pratica
dei cooperatori, delle casse rurali qui in questa zona e capisce l'importanza dell'alleanza fra lavoro e capitale e trasferisce questa sua esperienza a Roma e diventa uno dei più ascoltati economisti e sociologi del Papa. Quindi voi dovete sapere che la Rerum Novarum, secondo me, nasce qui, nasce da questa esperienza concreta del ben fare da parte di uomini e donne che respingono l'idea marxista dell'abolizione della proprietà privata, tutto deve passare in mano allo Stato, perché lo Stato è il buon gestore, diceva Marx, e loro dimostrano con i fatti e non con le parole che invece la cura per lo sviluppo economico della società non è la proprietà in mano allo Stato e né la proprietà in mano a persone irresponsabili, a capitalisti che non hanno capito la funzione sociale dell'impresa e che da secoli sfruttano il lavoro e si arricchiscono. Il segreto sta nell'unione di queste due forze, lavoratori e imprenditori. Quindi capite l'importanza di questa svolta? Leone XIII reagisce alla dottrina marxista che nel frattempo stava facendo scuola, perché in vari parlamenti europei incominciavano a entrare i socialisti con le idee di Marx che diceva abolizione della proprietà privata che commette ingiustizie da secoli, non viene sfruttata in maniera adatta per il popolo, tutto in mano allo Stato che sarà il grande arbitro e giocatore del gioco economico. E Leone XIII, sotto la spinta anche di Toniolo, reagisce con la Rerum Novarum. Io vi voglio leggere 4 righe di questa enciclica che hanno influenzato enormemente Luigi Sturzo. Tutta la sua attività successiva viene, secondo me, influenzata ecco, bravo, grazie. Allora, scrive Leone XIII che secondo me sotto dettatura del beato Toniolo la concordia c'è dentro il cuore in questa parola. La concordia fa la bellezza e l'ordine delle cose, mentre un perpetuo conflitto tra capitale e lavoro non può che dare confusione e barbarie. Ora, a pacificare il dissidio, anzi a svellerne le stesse radici, il cristianesimo ha dovizia di forza meravigliosa. Sturzo si aggrappa a questa forza, si corazza di questa forza e agisce nel sociale, nella sua Caltagirone, e crea cooperative di lavoro, cooperative di consumo, cooperative di produzione, cassa rurale in funzione antiusura, si dedica allo sviluppo economico, sociale della sua zona. E fa talmente bene questo lavoro che nel 1905 viene addirittura nominato prosindaco della sua città e ci resta per 15 anni in questo ruolo. Pensate, in Sicilia, dove le sindacature erano molto brevi, ma perché erano tutte sindacature di comodo, di sostegno soprattutto alla classe ricca, mentre gli altri erano oggetto della società, Sturzo ribalta il concetto, la piramide rovesciata, su c'è il popolo e sotto ci sono i cosiddetti signori latifondisti e padroni del vapore. La prima
azione da sindaco qual è? Apre le scuole elementari anche ai figli dei contadini, perché le scuole elementari il comune le gestiva solo per i figli dei cosiddetti nobili, e apre l'istituto di ceramica per creare lavoro, cioè incomincia a pensare al lavoro di tutti e non soltanto dei pochi. Quindi, capite, incomincia a entrare nella realtà delle cose, e per lui questo è un lavoro che ovviamente ribalta come un guanto, come si dice, in 15 anni la situazione sociale del suo paese, che si sviluppa, e il suo lavoro è talmente utile e fruttuoso che balza sotto i riflettori nazionali. Cioè questo piccolo paese di Caltagirone che esprime un sacerdote come amministratore pubblico locale di una tale professionalità, di una tale lungimiranza di vedute, che fa notizia e diventa, pensate, vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, cioè un piccolo paese della Sicilia che viene portato alla vicepresidenza di questa associazione creata dai socialisti nel 901-902, ma i socialisti riconoscono in questo sacerdote capacità del ben fare e quindi ben lieti di averlo nella loro associazione. E quindi incide, capite, proprio nel problema più sentito, che era quello di elevare la classe operaia contadina, che da secoli era sotto il tallone di pochi, sfruttata, e incomincia a creare sviluppo. Quindi capite che rivoluzione. Quindi tutto questo deriva appunto da un sacerdote che voleva fare il professore di filosofia e di teologia e che capisce invece l'importanza del sociale. In poco tempo, ovviamente, a Roma crea questo famoso Partito Popolare Italiano con un obiettivo molto semplice. Voi sapete come è nata la causa di beatificazione. Voi dovete sapere che mio padre per tutta la sua vita ha cercato di aprire il processo, ma non c'è mai riuscito di beatificazione perché c'era il vento contrario e tutti dicevano ma no, quello faceva il politico, la politica è cosa sporca, ma figuriamoci, farlo santo. Quindi c'era un'atmosfera di scetticismo perché era poco conosciuto negli anni 60, 70, 80, quando mio padre cercava appunto di portare, perché lui diceva se riusciamo a portare all'onore degli altari Sturzo, come siamo riusciti con Toniolo, l'Italia ne trarrà un gran beneficio, perché capirà che grande uomo è stato questo sacerdote e statista. Lui non ce l'ha fatta. Mi ha passato il testimone e io quindi ho iniziato con più fortuna di lui, ma sapete qual è stata la chiave di volta? Perché il postulatore era molto scettico e diceva ma perché dobbiamo farlo santo? Sapete dove ha trovato la chiave? Davanti a una suora canossiana di 90 anni che era stata con Sturzo nel convento delle Canossiane quando era più giovane, e una sera Sturzo le disse: suora, madre, io ho fatto l'attività politica con un obiettivo ben preciso. Ho cercato di cristianizzare la politica e l'economia. Ho cercato di portare, cioè, nella società la buona politica e la buona economia. Non ce l'ho fatta, ho avuto successi e sconfitte, ma io ho la coscienza a posto, ho cercato di fare. Qualcun altro in prospettiva capirà l'importanza di questo obiettivo che con la dottrina sociale della Chiesa dal 91 fino ad oggi è dominante, cioè tutte le encicliche sociali, in fin dei conti, hanno questo obiettivo: cristianizzare l'economia e la politica, cioè fare della buona economia e della buona politica. Ci vogliono le persone adatte, ovviamente. Speriamo di trovarle in prospettiva presto, perché il Paese ne ha un gran bisogno, e quindi noi cerchiamo, sotto il profilo culturale, di far capire queste verità. Grazie intanto a Giovanni Paladino. Una prima pennellata sulla figura, l'attualità, la storia legata a Luigi Sturzo.
Nicola Antonetti, appunto, dal punto di vista della dottrina politica, della storia della dottrina politica, come si colloca allora il pensiero, e si collocano il pensiero e l'azione di Don Luigi Sturzo nel panorama non solo del movimento cattolico, ma nella prospettiva del Paese, dell'Italia? Grazie. Io ringrazio ovviamente gli organizzatori di questa 16ª settimana sociale di Vittorio Veneto, ringrazio il vice sindaco, ringrazio il vescovo, Sua Eccellenza, che non è potuto essere con noi, l'avvocato Boggio e soprattutto Marco Zabotti, che è un famoso inseguitore di amici. Dunque, la domanda che mi ha appena fatto Marco è una domanda intrigante, accattivante, che però ha qualche rischio se non si precisa il senso della dottrina. Perché qual è il rischio interpretativo maggiore quando si parla di Sturzo e del Partito Popolare? È innanzitutto che si sta identificando la vita, l'opera di un'importante personalità, una delle maggiori personalità novecentesche, non solamente italiane, con un'esperienza storica che è stata limitata. In fondo il Partito Popolare è nato nel 19, nel 23 declina precipitosamente e nel 25 scompare come tutti i partiti. E non scompare, badate, solamente ad opera del fascismo. Scompare perché si provocano delle grandi lacerazioni al suo interno. È la stagione del cosiddetto clericofascismo, che abbandona Sturzo per affiancarsi, con motivi anche nobili, strategici, per affiancarsi alla nuova maggioranza fascista. Questo è un fatto storico che non va mai dimenticato, perché è stato un fatto per il quale Sturzo ha sofferto moltissimo personalmente e ne ha fatto una delle ragioni per vivere il suo lungo esilio. Questo è il primo dubbio che dobbiamo sciogliere. Il secondo dubbio, quando passeremo a vedere se la sua dottrina ha una attualità, noi dobbiamo tener conto di una cosa, che se ci riferiamo ancora solamente all'esperienza, questa è un'esperienza che è finita 95 anni fa, nel 1925, come abbiamo detto, e che oggi, per essere riproposta, deve fare i conti con un contesto del tutto trasformato, sociale, politico, culturale, che trasformato purtroppo in questa stagione in peggio e non in meglio, e con delle distinzioni che Sturzo ha anticipato e che si sono radicate nella cattolicità italiana. Cioè la distinzione tra l'opera pastorale della Chiesa e la responsabilità politica dei cattolici. È una distinzione che Sturzo aveva intuito e definito già tanti anni fa, ma che poi il Concilio Vaticano II ha assunto, ma non è solamente una distinzione, perché la Chiesa, i fedeli sono uniti, i credenti sono uniti nella fede. Fanno semplicemente dei mestieri diversi. Un'azione pastorale del sacerdote e della Chiesa è una responsabilità laica dei sacerdoti. E questo Sturzo lo ha testimoniato, non possiamo semplicemente immaginare. L'amico Giovanni Palladino sa bene che Sturzo nei suoi lunghi 22 anni d'esilio forse sarebbe potuto tornare in Italia. Voi pensate davvero che nella stagione concordataria, se Sturzo andava in un convento in Sicilia o veniva qua nel Veneto ad allattarsi del buon latte veneto, le bande di Mussolini lo sarebbero andate a disturbare? Non sarebbe avvenuto. Sturzo ha portato la sua testimonianza e la sua responsabilità individuale forte per non compromettere la Chiesa, sapendo che lui era il colpito, ma non poteva essere colpita l'intera Chiesa. Allora, fatta questa piccola premessa, l'ho dovuta fare perché ci introduce alla distinzione fondamentale che Sturzo stesso scrive in maniera lapidaria già nel 1923, cioè poco prima del congresso, poco prima che inizi la crisi
del Partito Popolare, in cui scrive, in un libro importante, scrive il popolarismo è una dottrina politica, di cui il Partito Popolare è stata un'esperienza storica. Esperienza storica vuol dire un'esperienza che ha un inizio e una fine, mentre una dottrina è un discorso che si irradia e pretende di dire delle cose, che sono accolte, non sono accolte, eccetera. Questo è il modello interpretativo che Sturzo ci propone. Quindi, quando noi parliamo di dottrina, noi parliamo di un'eredità spirituale, culturale e anche politica del popolarismo, mentre il Partito Popolare è un'eredità di esempi storici. Il popolarismo è un'eredità che riguarda cosa? Riguarda soprattutto la democrazia. La dottrina politica è una dottrina della democrazia rappresentativa. Della democrazia rappresentativa e pluralistica. Questo era quello che Sturzo ha introdotto in questo Paese. E qui basterebbe una cosa, che spero forse avete già fatto, basterebbe andarsi a leggere quelle 2 o 3 paginette dell'appello ai Liberi e Forti, che mi preme dire, sottolineare, sono di una forza comunicativa potentissima, di cui avrebbero invidia anche i famosi comunicatori della nostra stagione, perché in 2 o 3 pagine lui illustra un precedente e dà una prospettiva, lui Sturzo, quindi è un fatto molto importante. Se noi leggiamo qualcosa rapidamente, lo cito a memoria ovviamente di questo appello, per tirare qualche minima riflessione. L'appello è destinato a tutti gli uomini liberi e forti che nella grave ora si ritrovano, eccetera. Che significa un appello a tutti gli uomini? Innanzitutto non è a tutti gli uomini liberi e forti. Che significa liberi e forti? E liberi significa soprattutto chi sono i liberi? I liberi sono gli uomini, nell'ottica di Sturzo, che sono affrancati, liberati, sciolti da nostalgie o da riferimenti politici o ideologici. Il libero è colui che affronta la grave ora del Paese non avendo dietro non essendo imbrigliato alle spalle da nessuna ideologia, delle grandi ideologie otto-novecentesche, che poi sono il liberalismo e il socialismo. E Sturzo dice, io mi riferisco a quegli uomini che riescono a star fuori da una visione già collocata, il classismo, lo statalismo socialista o l'individualismo liberale. Questa è la premessa. Quando si dice a tutti gli uomini liberi e forti, non si dice al popolo, si dice a coloro che sono liberi dalle brille dell'ideologia e dalle appartenenze politiche. Quindi a coloro che non sono né di sinistra né di destra. Questo lui non fa un manifesto né di sinistra né di destra, se ho capito bene ovviamente. E perché è forte? È forte perché chiama nella grave ora gli uomini ad assumere delle responsabilità. E cosa significa responsabilità per Sturzo? Responsabilità per Sturzo significa capacità di analisi della realtà. Sturzo, ha citato molto bonariamente la mia professione, Marco, Sturzo secondo me è un grande realista politico, cioè una persona che non si sottrae mai al confronto della realtà, non è un sognatore, non è un adulatore del passato, è uno che legge e interpreta la società e propone di gestire quello che è. Non è mai troppo brutta la società per Sturzo. E perché non è mai troppo brutta la società? Perché Sturzo incomincia a operare, l'ha ricordato bene Giovanni, il dottor Paladino, innanzitutto nella Sicilia. La Sicilia era una terra appena da definire neoborbonica, con una chiesa che aveva ancora molte eredità ricettizie, nel senso che i parroci delle chiese riferivano ai padroni
ai feudatari e non ai vescovi, Roma era molto lontana, c'era una organizzazione sociale e economica con dei distacchi sociali fortissimi, e lui un pretino in questa splendida città di Caltagirone che vi invito a visitare, che è un gioiello dell'architettura italiana, e che lui di là parte fa quel percorso che Giovanni Paladino ha già descritto. E ha fatto questo suo percorso su due basi. Quella che lui chiama la salda fede cristiana e l'analisi della realtà. Questi sono i principi. Allora, se gli uomini a cui si rivolge sono i liberi e forti di cui ho detto qualcosa molto approssimativa, cosa fanno i liberi e forti? I liberi e forti sono quelli che devono, gennaio 1919, ricostruire, o meglio, costruire la democrazia in Italia. E beh, una bella cosa, diciamo, dovremmo ricostruire anche noi purtroppo in questi anni qua, ma sai, insomma, democrazia è come l'aria, che fino a quando che tu respiri non te ne accorgi, quando incomincia a mancare, la citazione non è mia, è di Alexis de Tocqueville, cioè un grande filosofo cattolico liberale, e beh, nel momento in cui Sturzo lancia il partito, di democrazia in Italia non c'era. L'Italia era assolutamente lacerata e distrutta. Tutto il nord, il vostro Veneto soprattutto, per fronte, no? Ma non era distrutta solamente nelle macerie, era distrutta nel morale, l'etica pubblica. C'erano tutti i rimpianti, i soldati che tornavano dal fronte, che erano tornati dal fronte e che avevano dato alla patria, molti, la vita, quando tornavano dicevano: assolti i nostri doveri, dateci i diritti, il primo di tutti il diritto al voto. Questa è stata una dinamica, un anno prodigioso. E Sturzo lancia questo appello qua. Ma il dato più pericoloso, e che mi preme sottolineare, spero che siate d'accordo, se no ne discutiamo, è che Sturzo lancia questo appello in un momento in cui emergono delle forme, delle formule politiche che sono molto attuali anche oggi. Per esempio, nel 1919, nel 1917 c'è stata la rivoluzione sovietica, nel 1918 a Monaco di Baviera, quindi non tanto lontano, c'è stata una rivoluzione dei consigli i consigli di fabbrica. A Torino c'erano i consigli di fabbrica pre e poi comunisti. E cos'era, a parte il fenomeno, cosa significava? C'era la rivolta di una parte, spesso numericamente maggioritaria, che rivendicava quella che chiamavano allora la democrazia diretta. La democrazia diretta era il popolo che, avendo fatto la guerra, deve governare direttamente lo Stato. Deve governare. E che significa questo? Significa innanzitutto spazzare le istituzioni rappresentative, dalle amministrazioni fino al Parlamento. Non vi suona niente, referendum, tutta la roba che abbiamo oggi sul tappeto in Italia? La democrazia, ma non erano pochi quello che dicevano. Lo diceva il partito socialista, la parte massimalista, lo diceva il nascente fascismo, lo diceva il nascente comunismo. Quando dico socialismo massimalista dico una bella fetta del mondo operaio italiano, lo dicevano in tanti. E quella che cos'era? Se non una forma di populismo. Che significa? Significa che in quella stagione il popolo aveva come nemico le istituzioni e rivendicava contro le istituzioni un bene di cui si ha diritto di possedere, di avere come proprio. E questa, diciamo, è la matrice unica dei populismi, che si rivelò già in quel periodo là. Perché? Perché i populismi di ogni tempo vivono nell'antitesi, cioè hanno bisogno del nemico. E il nemico chi è?
è colui che mi ha sottratto il bene, il mio bene, e che io sono legittimato a combattere per assumere quel bene che mi è stato, per riprendermi quel bene che mi è stato sottratto. E Sturzo invece cosa fa? Sturzo da una parte presenta, se uno va a leggersi accanto all'appello il programma in 12 punti del Partito Popolare, lui fa un manifesto di democrazia liberale, saldi i principi cristiani. E cosa incomincia a dire? Che tutto il sistema dello Stato liberale, il vecchio Stato liberale di diritto va trasformato. In base a quali principi? 3 principi. La libertà, la solidarietà e la giustizia sociale. Ritraggo dei 12 articoli, questa roba qua. E questo che portato ha? È il portato della trasformazione, come dicevo, dello Stato liberale di diritto. E che significa? Per l'Italia significava sgretolare lo Stato accentratore, il Leviathan, che era lo Stato liberale, un solo potere a Roma, e riarticolarlo in poteri diffusi, dai municipi alle regioni. Ma perché? Non per sgretolare lo Stato, i poteri dello Stato, ma per rendere prossime le istituzioni a tutti i cittadini. Questo era il sogno regionalista di Sturzo, poi ha continuato fino al dopoguerra a portare avanti. E la libertà cos'è? La libertà è la libertà dal bisogno, e non solamente dal bisogno, modello socialista, ma anche in ordine a fini di bene comune. Beh, ma questa è la dottrina sociale della Chiesa. E beh, certo che è la dottrina sociale della Chiesa questa qui, non dimenticando, cosa che spesso si trascura, che la dottrina sociale della Chiesa, su cui si fa giustamente molta enfasi, è una parte della dottrina morale, della filosofia morale cattolica. La filosofia morale cattolica, la teologia, scusate, morale cattolica, è la teologia che indaga e studia le relazioni tra gli uomini. Una quota della teologia morale riguarda le relazioni sociali e politiche, e quella è la dottrina sociale. Quindi ha dei fondamenti, la dottrina ha dei fondamenti teologici. E allora tutto l'intarsio in questi 12 punti è un intarsio del gioco, della libertà, dell'individuo, se volete, della persona, all'interno delle istituzioni. C'è l'uomo come deve vivere all'interno dalle istituzioni di base fino alle istituzioni, come si dice tecnicamente, apicali, fino al Parlamento, allo Stato. E qual è il bene comune? Il bene comune è ciò che si ottiene attraverso la solidarietà tra i corpi dello Stato. I corpi dello Stato naturalmente trasformati. E che cos'è la legalità? Oggi è anche questo un tema, no? Interrogato sulla dottrina, mi pare che di legalità si parli molto. E Sturzo dice tranquillamente, dice, beh, va bene, ma fino ad oggi, siamo nel 1919, la legalità dello Stato di diritto è la legalità che è servita a legittimare il ristretto corpo dirigente del Paese. La legalità la fa la pluralità dei partiti, che si fa le proprie regole e si sottomette tutti i partiti a quelle regole. Cioè la legalità non è più una legittimazione dei poteri, ma è un organismo, un ordinamento che si evolve nel tempo per facilitare le relazioni tra gli uomini. Tutto questo poi si va nel dettaglio, ma qua non vorrei annoiare, mi fermerei adesso. Grazie. No, ma non c'è bisogno. Grazie. Dottrina politica l'abbiamo analizzata, insomma, nel complesso. Torno a Giovanni Paladino, perché credo quando si parla dell'attualità di questo uomo poi solo, l'hai definito nel tuo libro un profeta inascoltato, che forse bisogna ascoltare oggi. Lo Sturzo è lo Sturzo del Partito Popolare, partito di programma, laico, confessionale, il partito delle autonomie, della sussidiarietà, della libertà, ma anche lo Sturzo che affronta nella fase finale della sua vita, dopo l'esilio, ritornato, senatore a vita, le 3 male bestie, la partitocrazia,
lo statalismo e lo sperpero del denaro pubblico. In questo senso, credo, troviamo uno Sturzo più che mai attuale. Prego. Ha avuto la grande fortuna di stare per 15 anni con le mani in pasta del suo comune, cioè ha messo il suo impegno nel cambiare la realtà sociale del suo comune con una concretezza formidabile e innanzitutto pensando al primo valore del cristianesimo che è l'amore. Se uno ama non può rubare. E quindi il primo provvedimento che fece dopo aver aperto le scuole elementari a tutti i bambini del suo comune fu quello di licenziare i 50 ladri del suo comune, cioè dal capo delle guardie comunali a tutto il corpo delle guardie comunali che per anni rubavano. E quando li licenzia, il capo delle guardie comunali dice: ma Don Sturzo, qua si ruba da sempre, ai piani alti e ai piani bassi. E Don Sturzo replica: finché io sono qui dentro non si ruberà né su e né giù. Fuori, grande scandalo, processi perché questi signori reagiscono, non vogliono essere licenziati, la giustizia dà ragione a Sturzo, quindi vengono eliminati e Sturzo da quel momento fa la casa pulita. Il comune è di tutti, si chiama comune perché è di tutti, da quel momento il comune non perde più soldi per fatto di ladri interni. Non solo, ma lui controlla tutti i lavori, lui fa per primo le fogne al Caltagirone che non aveva fogne e quando incominciano a scavare va dentro i cunicoli a vedere se il cemento era quello buono e non quello adulterato e pesca diverse volte fornitori di cemento adulterato, cioè a basso contenuto di legatura. E da quel momento i fornitori non rubano più al comune, cioè non fanno più prezzi o danno prodotti che sono scadenti. Quindi capite, quando si sa che al vertice di una istituzione c'è una persona di una moralità integerrima e che guarda alle entrate e alle uscite del comune con grande attenzione, tutta l'amministrazione acquisisce un altro aspetto e un'altra efficienza. Quindi quando lui torna dall'esilio, forte di questa sua esperienza amministrativa, forte di 22 anni di letture continue, lui scriveva per tutti i giornali del mondo libero, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti, lui era un grande fornitore di idee e quindi ritorna carico di questa sua esperienza e quando incomincia ad annusare un po' l'ambiente in Italia, soprattutto inizio agli anni 50, incomincia ad annusare aria di malcostume e incomincia a protestare e a dire: guardate che immoralità non è soltanto compiere atti immorali, ma immoralità è anche imporre tasse elevate e quindi immorali. Immoralità è assumere persone che poi non sono necessarie per l'attività del comune. È tutta una serie di idee e di suggerimenti per dare al Paese un forte contenuto di buona gestione della cosa pubblica. E quindi negli anni 50 tira fuori l'idea delle tre male bestie, dice: attenzione, più lo Stato mette le mani nell'economia e più l'economia è in pericolo, perché lo Stato non ha il compito di gestire l'economia, deve fare l'arbitro e non il giocatore. Può fare anche il giocatore nei momenti di grande crisi del paese, entra ma poi esce. Appena il malato guarisce, l'ospedale dello Stato chiude e il malato torna nella sua attività normale del gioco economico privato. Vi ricordo che uno dei punti dell'appello ai liberi e forti era forti incentivi, forte spinta all'iniziativa privata, perché è nel privato che c'è lo sviluppo. Lo Stato non ha compito di fare impresa, di fare banca, di fare assicurazione. Lo Stato deve gestire
il bene comune che non riguarda l'economia ma riguarda l'assetto organizzativo e il controllo. Quindi statalismo prima bestia, partitocrazia seconda, cioè più partiti anche loro incominciano ad essere potenti e a voler fare cose che spettano invece al Parlamento, al singolo parlamentare. Lui diceva che il partito deve fermarsi davanti alla porta d'ingresso del Parlamento. Uno che entra poi dentro il Parlamento deve avere libertà di movimento. Il partito non deve imporgli particolari, il famoso vincolo di mandato, no? Ecco. E terzo, importantissimo, attenzione allo sperpero del denaro pubblico. Terza malabestia. Il denaro pubblico è sacro perché è di tutti e non può essere gestito in maniera irresponsabile. Quindi lui dà un grande messaggio economico, politico e morale. Perché vedete, e concludo, qual era il suo Vangelo, tra virgolette, politico? Lui sosteneva che se la ragione morale viene calpestata dalla ragione politica e dalla ragione economica, queste due ultime ragioni sono prive di ragione, cioè sono prive di razionalità. Quando l'economia e la politica calpestano la ragione morale, non funzionano, alla fine inciampano e cadono. Lui diceva, ma guardate la storia, quando cadono gli imperi, i governi, quando si esagera nel calpestare l'etica, la moralità. Lui parlava di etica della responsabilità. Perché il capitalismo spesso è criticato? Perché Marx ebbe gioco facile ai suoi tempi di protestare, di urlare contro i padroni? Ma perché è evidente che se il capitalismo non è responsabile, cioè non pensa all'uomo, ma pensa soltanto al profitto e all'ingrassamento dei pochi, all'arricchimento dei pochi, non svolge la sua funzione sociale. Quindi è tutta questione di responsabilità. E lui questo lo trasmette all'Italia, al partito. Lui non era iscritto alla Democrazia Cristiana, vi ricordo che quando Einaudi lo nominò senatore a vita per i suoi grandi meriti culturali, scientifici nel 1952, lui non si iscrive alla Democrazia Cristiana, ma si iscrive al gruppo misto, per essere appunto più libero nella sua attività, non di critica, ma di aiuto al miglioramento di tutto il Parlamento e non solo della Democrazia Cristiana. E lui logicamente lavora affinché la Democrazia Cristiana potesse funzionare secondo i principi di cui lui era convinto assertore. Cioè, e concludo, lui credeva fermamente nella forza del cristianesimo. La prima forza del cristianesimo, la prima verità di cui il cristianesimo si fa promotore è l'amore. Non ci può essere guerra tra imprenditore e lavoratore, ci deve essere alleanza. Più guerra, più conflitti ci sono tra queste due forze produttive, più la società va male. Più queste due forze esagerano nella loro azione, spesso uscendo dal campo, debordando e facendo cose non corrette e immorali, e più la società si trova in difficoltà. Concludo dicendo che oggi, se lui fosse vivo, direbbe: l'Italia si salva con un ritorno alla responsabilità, cioè con il ritorno a fare ciascuno il suo dovere e cercare di lavorare in sintonia, in armonia, in collaborazione, in cooperazione. La famosa realtà della cooperazione di cui questa zona ha beneficiato e continua a dare risultati, secondo me, eccellenti. Grazie. Grazie. Abbiamo visto anche, come dire, un profilo di unitarietà. Non c'è uno sturzo, come dire, incoerente tra la fase prima del 19, dopo il 24, dopo il 46. È una linearità di visione, di ispirazione profonda
e divisione, appunto, rispetto ai temi della vita sociale e politica del Paese. Allora, in questo senso dico, soprattutto per la fase, certo, la vita breve che ebbe il Partito Popolare allora, ma soprattutto il percorso poi di grande prestigio dal punto di vista nazionale, ma soprattutto internazionale di studi di Sturzo. L'apporto quindi originale che questa dottrina politica, questa idea del popolarismo ha offerto alla vita poi costituzionale prima e istituzionale poi del Paese. In questo senso, come potremmo definirla oggi, l'apporto originale del popolarismo alla vita del Paese? Ma io sono d'accordo sul discorso della linearità della posizione di Sturzo. Io direi soprattutto linearità di ispirazione e di rapporto con la divinità. Lui era un sacerdote, ma era un sacerdote devoto, non era un sacerdote, era un sacerdote che si curava l'anima prima di curare le anime. I suoi carteggi, le carte che si vanno scoprendo volta per volta, danno i rapporti, i famosi epistolari con suo fratello, lui a Londra, il fratello in Sicilia. C'è tutta una ispirazione fortissima. Cui lui ha, secondo me, una spiritualità legata a Tommaso da Kempis, c'è una spiritualità della sofferenza cristiana come un atto che è legato al peccato di origine dell'uomo e che è un atto che si combatte attraverso la liberazione continua dalle tentazioni umane. Lui scrive un messaggio molto bello, un appunto molto bello, Sturzo, che abbiamo trovato dalle sue carte, in cui dice ma la politica è una cosa pericolosissima se non è animata dalla carità. E carità che significa? Significa consapevolezza del proprio limite umano e gestione di questo proprio limite nella vita quotidiana. È quella che poi Paolo VI ha chiamato la politica come carità estrema, anzi più alto segno della carità. Quindi Sturzo è questo, ma Sturzo è anche realista, cioè la persona che legge l'evento. E Sturzo, andiamo un attimo rapidamente, vado in maniera tranchant, come dico. L'esilio è stato fatto, da quello che il dottor Paladino ha ricordato, di un'attività pubblicistica straordinaria a livello internazionale. In tutti i paesi liberi dell'epoca c'era l'articolo di Sturzo, quindi eccetto la Germania e l'Italia, ed eccetto poi quando il franchismo si affermò, Sturzo pubblicava in tutte le lingue. E Sturzo scriveva, traduceva, scriveva, faceva storie in molte lingue. Qual è, diciamo, i contributi maggiori, secondo me, detto ovviamente sommariamente? Per esempio Sturzo nel 1925, appena andato in esilio, quindi forse magari pensava che poteva dover tornare anche presto, va alla Corte di Cassazione di Parigi, che è nell'Île-de-France, che c'è ancora, e fa una conferenza molto, molto celebre, molto importante, che forse è uno dei documenti politici più importanti di Sturzo, il cui tema è la libertà. Abbiamo già parlato prima della libertà come fondamento della vita sociale, ispirata religiosamente. E lui dice ed elenca i motivi per i quali la libertà è a rischio, in Italia e in Europa. E fa la prima analisi del fascismo. È la prima analisi completa, ci sono state altre di altri illustri antifascisti, ma quella di Sturzo è la prima e forse la migliore. È la prima analisi in cui emerge la parola totalitarismo, che molti studiosi danno proprio per inventata da Luigi Sturzo. Perché totalitarismo? Il totalitarismo è quella realtà che ingloba tutta la vita dell'individuo e del popolo. È quella realtà per cui tu sei destinato a un modello di vita che ti è imposto dall'alto. Questo detto in maniera molto semplice. E come si impone questo totalitarismo? Si impone eliminando il pluralismo. È il primo atto determinante di totalità. E in Italia
la prima cosa che fece Mussolini nel 1925, eliminò il sistema dei partiti, tutti a casa. E come si impone attraverso l'eliminazione dei partiti? E quindi con il partito unico. E quindi con il partito che allora si chiamava, Mussolini chiamava il partito dominante. Un partito unico che assorbiva gli interessi, quelli che riteneva gli interessi della società, e li trasformava negli indirizzi politici di governo. Questo era più o meno l'assetto totalitario del fascismo, peggiorato, in forma peggiorata poi divenne quello, molto peggiorata divenne quello del nazismo. E Sturzo contro questo, già nel 1925, quando ancora il fascismo non era diventato un regime, mise in guardia l'opinione pubblica europea da questo. Se la libertà cede in ordine a questi, attraverso l'eliminazione del pluralismo, la dimenticanza dei principi morali della libertà, noi finiremo male. E siamo finiti male. Non solo in Italia, siamo finiti male in Europa. La guerra mondiale è stato ciò che è stata diretta dai regimi totalitari usando del popolo. Hanno dichiarato le guerre nei pieni poteri, senza avvisare i parlamenti, senza dibattito pubblico, senza democrazia. Era quello che Sturzo aveva capito, che se si andava avanti così c'era questo rischio. Ma la guerra era un problema dei cattolici. Sì che era un problema dei cattolici, perché i teologi del Cinquecento, gli spagnoli soprattutto, erano i teorici della guerra giusta. Ed erano teologi spagnoli, soprattutto perché spagnoli? Perché era la Spagna che stava conquistando le Americhe. Teologi come Suarez, come il De Vittoria, teorizzarono la guerra giusta dicendo tutti gli uomini sono uguali, anche gli indigeni delle cose, quindi noi dobbiamo trattarli come uomini, ma se si oppongono al nostro ingresso, alle trasformazioni che noi proponiamo, e quindi non diventano cristiani, gli facciamo la guerra. E che significa usare i fucili contro le lance? Questo significa. Sturzo ne elimina la guerra giusta. Il concetto di guerra giusta è stato un regalo che ha fatto alla cristianità enorme, perché nessuna guerra è giusta, perché ogni guerra si risolve eliminando le cause della guerra. È la stessa cosa che ci ha regalato, lo stesso concetto, non solo per i cattolici, che ci ha regalato l'Unione Europea. Il piano Schuman, quello della CECA, della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, era un piano, diceva, finiamo la guerra nella quale il più forte vince il più debole, perché l'Europa è stata dalla pace di Westfalia al 1945 300 anni di guerre continue. E chi vinceva? Sempre il più forte, il più armato. Schuman dice no, eliminiamo le cause della guerra. E qual era una delle cause più grosse di questa Europa affamata, distrutta? Era il possesso delle materie prime per l'energia, il carbone e l'acciaio. Allora il carbone e l'acciaio lo tolsero di mano direttamente ai produttori, alla Francia e alla Germania, il biondo Reno che da 300 anni era rosso di sangue, e lo prese la Comunità Europea, nel senso che attraverso la Comunità Europea si distribuiva le necessità di carbone e acciaio. Ragazzi, noi stiamo godendo di quanti anni? 70 anni di pace, avendo tolto le cause. Come Sturzo aveva indicato, non esiste guerra giusta. La guerra esiste perché non si tolgono le cause. Se tu mantieni le cause della guerra, non finirà mai. E la storia era la storia di un grande storico, non cattolico, ma illuminato come Federico Chabod. Se tu vuoi fare la storia d'Europa, insegnava negli anni 50, devi fare la storia dei confini. Come si spostano i confini? Pensate ai confini Veneto, pensate il Trentino. È la storia recente, mica la storia antica. Ma questa storia va avanti almeno dal 1600. Questa è la storia dell'Europa. E Sturzo ne disincalla una delle ragioni fondamentali. C'è l'idea di confondere la giustizia con la guerra, che sono realtà inconfondibili.
E questa è un'operazione grossa, non è un'operazione piccola. Poi affronta il problema, tu fermami, poi affronta il problema del rapporto tra la Chiesa e lo Stato e scrive un'opera fondamentale su Chiesa e Stato, tra l'altro voluminosissima, che è un modello di analisi storica. E lì affronta la sua idea di rapporto della Chiesa. Cioè, l'idea del fatto che è un'idea liberale, quella di Sturzo, adesso obiettivamente, l'idea proprio di quella unità che distingue all'interno la Chiesa, per la quale la Chiesa è legittimata ad insegnare come struttura gerarchica alla società civile, ma che la parte della Chiesa che sono i laici, il laicato, gli uomini di lavoro, delle professioni, gli operai, tutti, sono tenuti a sostenere. Questo era il modello, senza confusioni tra lo Stato e la Chiesa. Ragazzi, queste robe qua lui scriveva negli anni 30 e si era appena fatto il concordato. Cioè non è che sono cose molto... Io mi ricordo, Giovanni, non so se ricordi, quella sera che abbiamo celebrato il primo processo, il processo di Sturzo per la beatificazione, a Roma a me venne scappato, perché ogni tanto io sono un po' umorale, voi mi scuserete, dice, lui stava in esilio in quel periodo là, ma quello fu anche un segnale forte, che la Chiesa non era solamente la curia. C'era un prete importante, riconosciuto a livello internazionale, in America, in Germania, no in Germania, no in Italia, no, e riconosciuto in tutto il mondo, che però ha interpretato queste cose. Lui era contento che si fosse fatto il concordato. Dice, oh, ci siamo tolti un grande problema, che era il problema post-risorgimentale. Però aveva paura della concordanza. E questo è un problema che ci siamo portati dietro fino alla Costituente. La concordanza è diversa dal concordato. E Sturzo sarebbe qua che capiva, perché era un'intelligenza grossissima. Poi scrisse Tale fascismo, l'ordine... E Sturzo, prima, e finisco subito, prima di tanti unionisti europei, Sturzo è stata la persona che ha detto, scrivendo da Londra, guai se in queste guerre che vedranno, prima che succedesse, i rapporti tra grandi potenze, lui pensava agli Stati Uniti dove va a vivere, e la Russia, guai se noi non facciamo, diceva loro, gli Stati Uniti d'Europa. Guai, il conflitto sarà mondiale e sarà globale. E lui ha lavorato tutta la vita, c'è quell'episodio, forse Marco l'ha raccontato, che quando si firmarono i trattati di Roma nel 1956, i fondamenti della Comunità Europea, che poi sono rimasti abbastanza vivi, sono vivi ancora oggi, Adenauer fu uno dei firmatari, e poi c'era la presidenza del Presidente della Repubblica Segni, c'erano i ministri, il Presidente, no, Segni era il Presidente del Consiglio, e c'erano i ministri Martino e l'altro, e la sera ovviamente a Roma ci fu un gran pranzo per celebrare questo primo accordo tra i primi 6 paesi, l'Europa di Carlo Magno, la piccola Europa. E Adenauer uscì dall'ambasciata, doveva andare con la macchina a questo pranzo ufficiale, no, andiamo in via, che via era già dove abitava Sturzo? Le Canossiane, ma sono un conventino. Beh, vabbè, lo stesso, non fa niente. Questo qua si fa portare, si fa portare in macchina da Sturzo, ma Presidente, è l'uomo a cui dobbiamo questi dia qua. E va a onorare questo vecchio prete, aveva il prete sulle gambe, che aveva freddo, sempre malato, stava benissimo, comunque, e va ad onorare questo. Questo ha fatto nell'esilio. Poi il dopoguerra è un discorso che ha già fatto, anche lì, spero di fare un grosso convegno alla fine di quest'anno, ai principi dell'anno 21, all'Istituto Sturzo, su Sturzo e il dopoguerra, perché è il tema. Sì, te lo dico dopo. Grazie. Grazie al professor Antonetti, anche perché ha aggiunto una serie di elementi di pensiero anche relativi al tema della pace, della guerra, dell'Europa,
che ne fanno, come dire, la cornice completa, ecco, dell'attualità. Entriamo brevissimamente adesso con l'ultima domanda rispetto al centenario, no? L'appello ai liberi e forti, quello che si sta muovendo, che si sta guardando, che si sta così coinvolgendo molto a livello, a partire dal mondo cattolico rispetto al tema sturziano. Allora, in questo senso mi viene da dire 2 osservatori privilegiati. Servire l'Italia è un movimento sturziano che ha sul tema della cultura sturziana, cristianamente ispirata, il punto di riferimento principale. L'Istituto Sturzo, l'istituto che ha sede a Roma, che ha ovviamente una ispirazione, un punto di riferimento, un archivio ed ha un ruolo, un posto importante nella storia del movimento cattolico. A Giovanni Paladino dico: Sturzo viene ricordato anche per le sue regole del buon politico, queste 20 regole che lui ha scritto. Ed è, come dire, una visione di bene comune delle persone che fanno politica, che dovrebbero seguire, come dire, tutta una serie di principi, di elementi distintivi, di qualità particolarmente. Ma è l'uomo in particolare, io sono stato molto colpito da questa lettura, a 87 anni si rivolge, è un nuovo appello che fa ai siciliani, pochi mesi prima di morire, lo Sturzo delle autonomie, lo Sturzo della sussidiarietà, Sturzo che ama comunque immensamente la sua ragione, dice, si raccomanda, a proposito di statalismo, di denaro pubblico, eccetera, che questa regione segua e persegua definitivamente le vie della cultura, cioè come dire che le nuove classi dei giovani siano orientate e formate per creare davvero competenze, no? E dice esattamente questo. Solo così la regione vincerebbe la battaglia per l'oggi e per l'avvenire, sarebbe benedetta l'autonomia da noi vecchi e dai giovani, quali ultimi invece di chiedere un posticino nelle banche o fra le guardie carcerarie sarebbero i ricercati delle imprese industriali, agricole e commerciali, nazionali ed estere, scuole serie, scuole importanti, scuole numerose, scuole che insegnano anche senza dare diplomi, al posto di scuole che danno diplomi e certificati fasulli a ragazzi senza cultura. Su questo è la scommessa culturale che anche Servire l'Italia vuol fare. Giovanni. Concludo il buon governo esige buona cultura dicendo che per Luigi Sturzo una delle più importanti forme di istruzione era l'educazione al buon uso della libertà. Voi sapete, secondo me, il cristianesimo che carattere ha? Ha il carattere della meritocrazia, cioè il Padre Eterno ci ha dato un grande dono che è la libertà, ma la libertà vuol dire che io sono libero di fare il bene e di fare il male, cioè io mi devo meritare la libertà agendo bene. Se noi fossimo stati programmati come un robot, con un unico binario, dove non potevamo fare che il bene, quale merito avremmo avuto nel fare il bene? Ma noi siamo esseri umani, dotati di tante virtù, ma anche con possibilità di seguire tante strade sbagliate. Dobbiamo meritarci questo regalo. E come ce lo meritiamo? Ma agendo soprattutto amando prima Dio e poi il prossimo. Purtroppo il mondo va male perché non c'è amore verso Dio e non c'è amore verso il prossimo. E questo è il grande male del mondo. Ma sappiamo che nel mondo si parla di tanta cronaca nera, perché è quella che fa notizia. Si parla poco della cronaca bianca. Il Corriere della Sera da un anno, mi sembra, faccia ogni martedì un inserto che si chiama Il Corriere delle Buone Notizie, sono 30-40 pagine, e guardate che sono degli articoli formidabili dove vanno a scovare esempi di bene, che ce ne sono tanti, nonostante tutto il male di cui oggi possiamo pensare che sia dominante nel mondo. C'è tanta gente che non fa notizia, ma che fa del bene. E voi li conoscete queste persone, no? Viviamo in una
comunità dove davanti a tante cose che non vanno ci sono tante altre cose che non vanno. Sturzo puntava non a eliminare il male, perché non è eliminabile il male, come se dicesse elimino la notte. No, c'è il giorno e la notte. C'è il bene e c'è il male, questa è la natura di cui noi viviamo. Ma la natura risponde a regole di ordine morale. Se noi seguiamo quelle regole, l'ordine è generale. È che noi spesso le violentiamo queste regole. Sturzo puntava a educare al buon uso della libertà. Una libertà che possa essere di costruzione e non di distruzione. Pensate il male quanto distrugge. Io spesso mi trovo con dei giovani che mi dicono ma non esiste il diavolo, non esiste Dio. Io rispondo, sentite un po', ma voi lo vedete il male e il bene? Certo che lo vediamo. E allora guardate che dietro il male c'è Satana, dietro il bene c'è Dio. Quindi questa è la prova dell'esistenza di queste due forze, una negativa e una positiva. Cercate di comportarvi come Dio ci insegna a comportarci. Sturzo tutta la sua vita l'ha spesa per far prevalere il bene. Ecco, nella politica tutto questo spesso lo si dimentica e abbiamo tutta una serie di fallimenti. Molti riescono, altri no. Perché? Ma perché calpestano innanzitutto quella ragione morale di cui Sturzo diceva è il primato spetta alla ragione morale. Se noi il primato lo diamo all'economia e alla politica che calpestano la ragione morale, tutto questo è inutile. Alla fine si costruisce sulla sabbia. Invano edificano i costruttori, dice il Vangelo. Sono verità talmente semplici queste che vanno portate all'attenzione dei giovani, i quali si devono corazzare non solo ovviamente di fede e di amore, ma anche di professionalità, perché questo è un mondo che richiede sempre più professionalità, rispettando ovviamente certe regole che noi cristiani ben conosciamo. Questo è un mondo sempre più interessante in prospettiva. Pensate in questi 150 anni cosa è successo, ma pensate che dal giorno in cui nacque Gesù Cristo al 1850, quando urlò Carlo Marx, la popolazione del mondo passò da 200 milioni a 1 miliardo, cioè praticamente in 18 secoli c'è stata la quintuplicazione della popolazione mondiale. Dal 1850 ad oggi siamo a 7 miliardi e mezzo, quindi soltanto circa 2 secoli, 7 volte siamo cresciuti. Non perché le donne fanno più figli, perché le donne facevano più figli nei secoli passati, solo che i figli nascevano e morivano. C'era una mortalità infantile spaventosa perché l'uomo viveva in un ambiente ostile all'uomo. L'ambiente era ostile all'uomo, le guerre. Pensate cosa era? Continue guerre, pestilenze. Si viveva in un ambiente igienico tremendo. Si moriva di fame. Pensate cosa è successo in 150, circa 200 anni, perché alcuni uomini che non sono di origine politica hanno iniziato a pensare all'uomo. Pensate a Pasteur, pensate alla penicillina, pensate cosa è successo nel mondo della medicina e tanti altri progressi. Ma nel frattempo però continuiamo a comportarci male sotto tanti aspetti. Quindi concludo dicendo che l'istruzione è fondamentale, la buona cultura è fondamentale, c'è tanta cattiva cultura, addirittura certe volte non c'è cultura e dobbiamo puntare a dare ai giovani queste verità culturali che sono importanti per la loro vita futura. Grazie. Giovanni Paladino. In questo anno speciale, appunto, l'Istituto Sturzo è tra i protagonisti assoluti, no? Protagonisti assoluti nelle celebrazioni, quindi chiedo sul versante da un lato dell'attualità, dall'altro lato di quello che si sta mettendo in cantiere,
che cosa è la visione oggi dal vostro osservatorio privilegiato per dire l'attualità oggi del popolarismo e di Don Sturzo. Bene, Marco, permettimi una piccola aggiunta al prezioso discorso che ha fatto Paladino. I grandi temi della democrazia sono la libertà e l'uguaglianza e Sturzo li ha affrontati pienamente. La libertà, lo diceva il dottor Paladino poco fa, ha in sé un limite, che è il limite legato all'uomo. È quello che una volta i teologi, i filosofi chiamavano razione peccati. L'uomo è limitato. Questo è stato il grimaldello con cui il grande pensiero cattolico, Rosolini, Antonio, pensatori diversi, ma accomunati non solo dalla fede, ma anche da una prospettiva comune, hanno smantellato le grandi ideologie. Perché se l'uomo è una realtà limitata, figlio di Dio ma limitato a ragione del peccato, comunque diciamo per una sua storia, nessuna ideologia perfettista, o meglio nessun perfettismo ideologico può promettere la libertà assoluta. E questa è stata grande battaglia culturale che hanno fatto i cattolici. Poi l'uguaglianza. Sturzo ha capito meglio di molti altri che l'uguaglianza può avvenire solamente, può accadere, ma non accade neanche mai, solamente in un sistema totalitario. C'è un sistema che egualizza dall'altro gli uomini, quindi eliminando le disparità tra gli uomini. Ma è una cosa irreale. È esistita, pensate alla storia dell'Unione Sovietica, pensate alla storia della Russia, pensate alla storia dell'Albania, pensate alle storie. L'egualizzazione si è tentata ma non è mai riuscita. E qual è invece, rispetto all'eguaglianza, la prospettiva democratica? La prospettiva democratica è quella di creare le condizioni dell'eguaglianza, cioè che tutti siano messi in modo paritario in condizione di competere, di entrare nella vita civile, nella vita professionale. Questo oggi manca purtroppo in questo Paese. Le condizioni di uguaglianza stanno cadendo perché ci sono disparità economiche, la globalizzazione, tutte le balle che sappiamo, che leggiamo tutti. Questa mancanza di condizioni di uguaglianza sta facendo declinare, speriamo non del tutto, o comunque mettere in crisi l'attuale democrazia. L'Istituto Sturzo. L'Istituto Sturzo, io ringrazio Marco per i complimenti, in effetti è vero, era ed è casa di Sturzo, l'Istituto Sturzo. Invito tutti a venire, che è uno splendido palazzo del Cinquecento, per fortuna non di patrimonio dello Stato, ma offerto da amici americani, da un'università dei Gesuiti di New York e da amici siciliani, tramite anche la sovrintendenza del papà di Giovanni. Questo Istituto Sturzo raccoglie le carte di Sturzo, che sono tantissime, molte, ma oggi siamo arrivati ad avere 114 archivi. La storia della cattolicità italiana, eccetto per alcuni grandissimi personaggi, Toniolo, che giustamente tenuto da voi o comunque a Pisa, non so dove tenere, e De Gasperi, per quale c'è stata una piccola rissa tra donne, e le carte De Gasperi sono, donne non dico in senso per amor di Dio, che le donne sono più accanite degli uomini quando si arruffano, è andata a finire a Fiesole, al Centro Studi Europeo di Fiesole, anche se avendoci lavorato un anno io su quelle carte è imparagonabile l'archivio di De Gasperi rispetto all'archivio di Sturzo. Quindi questo è il nostro partito. Cosa facciamo? A parte andare in giro, per fortuna, con uomini come Paladino, come Gaspare Sturzo, con qualche altro, a parlare, a cercare di chiarire questo pensiero che poi non è semplice, è un pensiero complesso quello di Sturzo. Noi abbiamo già fatto a novembre un convegno a Caltanissetta specificando, studiando lo Sturzo amministratore, perché lui nasce là. Giovanni l'ha detto, nasce come prosindaco, era prosindaco perché era prete, non poteva fare il sindaco, quindi era prosindaco, come è stato vicepresidente dell'ANCI, c'era questa
non è stato mai deputato, quindi è stato senatore ma di nomina, non eletto. E abbiamo fatto questo convegno, secondo me interessante, almeno il mio giudizio è questo, sono stati amministrativisti, storici, abbiamo avuto Paino come ex presidente del Consiglio di Stato, c'è stato Giovanni, c'ero io, c'era Agostino Giovagnoli, insomma è stato non grandioso ma un bel convegnino che adesso i cui atti stiamo già per pubblicare. Poi abbiamo fatto a Roma la celebrazione del 17, vi dico semplicemente le tappe ufficiali. Faremo a maggio o a settembre un convegno sulla crisi del Partito Popolare, il famoso discorso di Torino, del congresso di Torino nel 1923, in cui Sturzo denuncia quei clericaletti che vennero a noi a frotte e adesso stanno scappando. Parole di Sturzo, non mie, perché lui ci fu la frattura all'interno del partito. Poi abbiamo avuto finalmente, proprio stamattina, credo ve l'ho detto a cena, abbiamo avuto Sturzo un invito a Parigi, perché la mia idea è questa, il mio sogno, spero di realizzarlo, è di fare una serie di seminari nei luoghi in cui Sturzo è stato in esilio. Quindi Parigi, Londra e New York o Jacksonville. Parigi l'abbiamo guadagnata. Stamattina il direttore dell'Istituto di Cultura mi ha detto: professore, benissimo, mi dia la data, noi vi diamo la sala, chiamiamo la gente, ci pagano anche due permanenze, non i viaggi ma i pernotti. Sto lavorando e devo ringraziare il ministro Moavero, che è il mio vecchio collega ministro degli esteri, che ha dato, come si direbbe, una dritta a questa gente, che prima ha detto: se hai bisogno di qualcosa faccio chiamare da un segretario l'ambasciatore a Londra, l'ambasciatore a New York e vediamo. Non è un fatto di celebrazione, è ricordare la vita di un uomo che non è stato in Italia, che ne ha passata metà, il momento più fervido della grande maturazione. Sturzo l'ha fatto. Quindi se mi riesce, Parigi è assicurata, vediamo se riesco a fare anche Londra e New York, poi comunque si concluderà, credo ormai agli inizi del 20, l'anno sturziano, con un convegno che io voglio dedicare a Sturzo nell'ultimo dopoguerra, perché è la fase più controversa. Qui Sturzo mantiene tutti quei caratteri che il dottor Paladino ha ricordato e di cui io sono assolutamente convinto, ma li mantiene all'interno di contrasti molto forti. E non solamente con i comunisti, non solamente con i socialisti, ma anche con i democristiani. Operazione Sturzo al Comune di Roma, gli attacchi, i rapporti con Mattei, è un periodo complesso in cui quest'uomo testone, durissimo, libero e forte, cioè nel senso che lui poi se ne infischiava, andava avanti per la sua strada, forte della sua libertà, che poi è stata la libertà che gli ha dato il prestigio. Quindi la sua forza gli è venuta dalla sua capacità di resistere e di sfidare l'impossibile dal primi del Novecento. Questo tenteremo di fare, poi il Signore ci aiuta. Grazie. Grazie. Si conclude, grazie ai nostri relatori, al professor Antonetti e al dottor Paladino, si conclude veramente la fase delle comunicazioni con questa domanda. Credo ne sia risultato un quadro puntuale, articolato, complesso, come è la figura di Don Luigi Sturzo, ma credo a disposizione ora, anche nel segno dell'attualità, per le domande che vorrete porre, insomma, ai nostri relatori. Se c'è qualcuno che può usare un microfono, se no mettiamo a disposizione questo. Sì. Eccolo qua, grazie, gentilissima. Il famoso gelato. Sì. Sono Andrea Piovesan, buonasera a tutti i presenti e ai relatori. Vi preciso che frequento Caltagirone, conosco bene la città calatina e frequento la Fondazione Trentino Alcide De Gasperi. Ero presente il 18 agosto, per esempio, alla lezione magistrale del professor Pombeni e ho partecipato a tutte le scuole di formazione per gli amministratori a Pieve Tesino. Parto
dalla Sicilia. Don Luigi Sturzo è un sacerdote che nel 1894, quando riceve l'ordinazione sacerdotale, inizia questo percorso di impegno sociale. A distanza di 125 anni, il suo esempio non trova nell'attualità italiana e siciliana una corrispondenza reale. Ecco, questa è la domanda che faccio al primo relatore, al dottor Palladino. Mentre per quanto riguarda la vicenda storica di Alcide De Gasperi, io ricordo le parole sulla casa natale, mosse dalle valli del Trentino per l'Europa, animato dalla sola fede in Dio e per la libertà. Perché a distanza di tanto tempo, oggi per l'Europa non ci sono più questi protagonisti? Io invidio quella generazione, ho 51 anni, perché sia come sacerdoti che come laici non avevano internet, non avevano gli Eurostar, però nonostante le difficoltà avevano una grande maturità sociale. Cosa si può fare di concreto per distribuire, ecco, quei valori che loro sono sempre stati grandi testimoni? Grazie per le vostre risposte. Vorrei chiedere sulla linearità e coerenza del pensiero di Sturzo in materia politica, sociale politica, insomma, no? Questa sua difficoltà di entrare in sintonia dopo la guerra con la democrazia cristiana, questi suoi contrasti con De Gasperi, no? Queste prese di posizioni molto forti anche che ha avuto di contrasto, no? Non è segno che c'è stata un'evoluzione nel pensiero di Sturzo, un'evoluzione in questo senso, cioè il suo contatto nel mondo liberale americano e inglese che ha smorzato un po' la sua tensione sociale nel suo pensiero, no? La tensione alla giustizia, esaltazione della libertà e meno tensione per la giustizia, il suo antistatalismo, no? Maggiormente sottolineato, la sua fiducia nella libertà economica che è molto più efficace che l'intervento dello Stato, eccetera. Ecco, non sono indizi di questa svolta, insomma, nel suo pensiero, che lo allontana un po' da certe istanze attuali di una maggiore responsabilità sociale di tutto ciò che è iniziativa economica. Questo. Entrambi, sì, grazie. Grazie a Don Giampiero. Ecco, professor Panzarino, Piero Panzarino, grazie. Volevo domandare al professor Antonetti, l'esperienza del Partito Popolare di Martinazzoli dopo Tangentopoli, che tipo di aggancio può, al di là del nome, rispetto al pensiero di Sturzo? Ed è possibile ancora qualche ulteriore gemmazione dal pensiero di Sturzo? Se c'è subito, se no magari così completiamo questa prima fase. Ecco, Francesca Meneghin, grazie. Siccome qua dentro stasera credo di essere la più vecchia, non faccio nessuna domanda, solo vi ringrazio, e quando ho visto un manifestino, credetemi, mi sono venuti i brividi, finalmente qualcuno si sta muovendo. E allora, questo solo, bravi, grazie, continuate così e noi vi seguiremo. Grazie. Grazie, un applauso a Francesca Meneghin. È lei che lo merita per la sua straordinaria opera, sempre convinta e che sta dando e continua a dare sempre tantissimi frutti. Grazie, grazie a Francesca.
parola ai relatori, che insomma ci prepariamo per un secondo giro, visto che siamo stati anche molto bravi, veloci. E quindi Andrea Piovesan, Don Giampiero Moretta, Piero Panzarino, credo chiarissimo. Cominciamo da Giovanni, in base a chi è stato interpellato in prima persona o entrambi, da dove è stato detto. Grazie. Prima, dunque, lei praticamente dice purtroppo Sturzo non ha fatto scuola, cioè non lo hanno seguito in Sicilia soprattutto e poi ovviamente anche in Italia. Beh, è vero, non ha fatto scuola, ma in quale ambiente è vissuto il pensiero sturziano dopo la sua morte? È vissuto in un ambiente con il vento contrario, dove non poteva fare scuola, perché stava prevalendo un'altra scuola, quella dello Stato imprenditore, dello Stato banchiere, dello Stato assicuratore, dello Stato tuttofare. E in questo ambiente, ovviamente, Sturzo non poteva dare frutto, perché lui era contrario a tutto questo. Rispondo nello stesso tempo anche alla domanda che ha fatto lei, molto interessante. Lei dice c'era un primo Sturzo e un secondo Sturzo. Sturzo replica a questa accusa che lui riceve negli anni 50 e lui dice no, c'è un solo Sturzo, io non ho cambiato idea, gli Stati Uniti non mi hanno mica influenzato, anzi io sono stato critico di un certo modo di fare economia negli Stati Uniti. Vi ricordo che lui negli anni 30 era a Londra e urla, scrive articoli tremendi contro il capitalismo americano, contro il capitalismo speculativo, contro il capitalismo finanziario. Quindi lui non si fa affatto influenzare dal laissez-faire, laissez-passer, cioè dal liberalismo vecchia maniera. Lui era contrario a quel tipo di liberalismo. Lui era per un liberalismo moderno, alla Luigi Einaudi, per dire, dove bisogna capire che innanzitutto c'è da rispettare la morale nel fare economia, d'accordo? E quindi non può esserci un capitalismo selvaggio. Ecco, quindi ripeto, il pensiero di Sturzo, mio padre ha sofferto di tutto questo, mio padre ha cercato di ravvivarlo, di portarlo in tutte le sedi, ma c'era il vento contrario, c'è poco da fare. E contro il vento contrario bisogna aspettare, raccogliersi nella catacomba o sotto la tenda e aspettare che il vento cambi, perché forse uno sarebbe troppo superbo per ritenere che l'Italia o con pochi altri possa far cambiare il vento. Il vento era per una economia più mista, dove lo Stato partecipa. E Sturzo era contrario a questa partecipazione perché diceva, oltre al fatto che va a finire che poi più fa economia lo Stato e più l'economia si corrompe. È un do ut des che è molto pericoloso. Ma poi soprattutto lui dice non può esserci responsabilità dove manca il rischio, dove manca il senso del rischio. Perché lo Stato, sapete, è un imprenditore che non ha rischio, perché se va male paga il contribuente. Non pago io, capite? Mentre l'imprenditore privato, se va male, se funziona male, se funziona male l'impresa privata, c'è e chi ci rimette le penne è l'imprenditore, sono i suoi soldi e la sua famiglia e così via. Quindi il senso del rischio ci deve essere, la cultura del rischio. Sturzo parlava di rischio che educa, che è il rischio produttivo, e il rischio che distrugge, che è il rischio del gioco d'azzardo, il rischio speculativo, il rischio che vediamo dominare, specialmente in questi ultimi 10 anni, nel mondo, di cui Papa Francesco è molto critico. Quindi, ripeto, in tanti comuni Sturzo è stato dimenticato, ma non è vero, in altri no, perché non è vero che tutti i comuni hanno dimenticato la scuola sturziana. In Sicilia hanno continuato molti democristiani a governare bene, a governare secondo i principi sturziani. Certo, Palermo no, Palermo è stata la Roma
della Sicilia e purtroppo Palermo ha funzionato male perché è stata dominata da tanti interessi che con il pubblico avevano poco a che fare. Quindi ripeto, Sturzo, perché insomma, la sua dottrina politica è una dottrina di rigore, è una dottrina di sacrificio, sono esempi che spesso richiedono comportamenti eroici davanti a tante tentazioni, capite? E quindi non è facile realizzare tutto questo. Noi ci stiamo cercando, stiamo provando a fare rete, noi stiamo adesso organizzando una rete sturziana in Italia e speriamo presto di fare un altro appello sottoscritto da tante persone che hanno come noi la convinzione che il cristianesimo può dare molto alla politica, ovviamente non facendo politica la Chiesa, la politica devono farla i laici. Vi ricordo che Sturzo non volle chiamare il Partito Popolare Cristiano, come voleva Padre Gemelli. No, Partito Popolare Italiano, Cristo è di tutti, Cristo è universale, non può essere di parte. Quindi lui era contrario al partito cattolico. Il partito deve essere in mano a dei laici, credenti e non credenti, ma ispirati cristianamente. Quindi, insomma, i suoi principi erano ben precisi. Quando De Gasperi lo chiama a New York, Don Luigi, abbiamo trovato il nome Democrazia Cristiana, lui dice attenzione, è pericoloso, perché se facciamo bene, gloria a Dio, ma se facciamo male, coinvolgiamo, capite? Quindi lui non voleva, diciamo, dare un'impronta. Cristo è di tutti, c'è poco da fare, non può essere di un partito. Quindi lui era laico, era un prete laico che nel fare politica agiva da laico, ma con una carica e una corazza cristiana. Ma io inizio dal primo, non ricordo i nomi, scusatemi. Andrea, io forse ci siamo incontrati a scuola di Caltagirone, perché io spesso ho fatto lezione nelle giornate calatine e indubbiamente sono state una scuola importante, c'erano tanti giovani che venivano spesso dal Nord Africa, spesso da parti lontane dalla Sicilia. Per me rimane una bella esperienza. E sono quei semi che noi tutti, quando insegniamo, speriamo che fioriscano pure e che non abbiano delle gelate come quelle che si promettono domani, che verrà un gran freddo e brucerà le nostre gemme. Ragazzi, il seme si getta e poi la metafora del seme è una metafora sturziana, quando dice noi adesso andiamo in esilio, ma il seme c'è, come direbbe Edoardo da Passano, poi in qualche modo speriamo che venga fuori. L'Europa è la stessa cosa. De Gasperi, Sturzo fece presiedere a De Gasperi il primo congresso del Partito Popolare, era appena arrivato da deputato austriaco, è entrato in Italia, a Bologna, 1919, lui presiedette il congresso del partito nascente, quindi gli è un onore così. Quando De Gasperi doveva andare in America, nonostante a Sturzo fosse vietato di tornare in Italia per le sue posizioni repubblicane e non monarchiche, Sturzo scrisse a De Gasperi: ti mando 2 maglie di lana perché guarda che a New York fa freddo. Quindi il rapporto umano era saldo, però Sturzo è una persona che poi ha maltrattato tutti, non è che era un realista e quindi nella politica era uno anche ruvido. E lui attaccò Gronchi perché si era permesso, appena diventato Presidente della Repubblica, di fare un discorso ai prefetti italiani perché lumeggiando nel discorso l'ipotesi del centro-sinistra. Dice ormai i confini di queste maggioranze sono confini labili, e Sturzo, ma pubblicamente. Sturzo parlava, andava sui giornali, parlava sui giornali e attaccava.
ebbe anche delle cose con Shelby, per l'Europa. Ma per l'Europa bisogna che ognuno di noi interroghi se stesso. La scienza non ha risposta. Noi dobbiamo considerare questo patrimonio inestimabile di pace, di sicurezza e di benessere che l'Europa ci ha dato, sapendo, qui sì come scienziati, che ogni istituzione è trasformabile, ma la trasformi dall'interno e non la trasformi con le urla, con i tweet e roba del genere. Quando si lavora per la trasformazione dall'interno, quando si riunivano De Gasperi, Adenauer, Schumann, eccetera, guardavano nei paesi, passavano in treno e guardavano l'Europa distrutta. Non so se lei ha mai visto qualche film su Berlino nel dopoguerra. Non c'era niente. Dresda è stato l'oggetto del più grave bombardamento del dopoguerra, della seconda, più grave delle bombe atomiche di Hiroshima. L'Europa era rasa al suolo e questi uomini qua, credo ci sia stato anche lo Spirito Santo, hanno capito quello che secondo me è la cosa più importante. Se noi non troviamo le ragioni, ne avremo un'altra. Perché lo sapevano che la seconda guerra mondiale è stata la prosecuzione della prima, perché era la storia dei confini, sempre i confini, eccetera. Quindi lavoriamo per questo. Noi, se posso farmi un filo di pubblicità, allo Sturzo sono 3 anni che facciamo dei corsi molto importanti sull'europeismo. Ne incomincia un altro adesso con internet, tra la Cattolica e lo Sturzo, in cui faremo 10 lezioni sull'Europa. Noi più di questo, lei è più giovane, ha 50 anni, quindi ha molto più vigore di me. L'eredità, Don Giampiero, dunque, l'eredità anglosassone. Sturzo è sempre stato lo stesso, però io sono un po' più sfumato dalla posizione, in questo caso, di Giovanni Paladino. Sturzo ha vissuto 20 anni in ambiente protestante e in un ambiente laico. I modelli che Sturzo esaminava, con cui si confrontava, negli modelli della London School of Economics e il modello capitalistico americano. Ma Sturzo aveva, di fronte al capitalismo, se posso permettermi, faceva sempre delle distinzioni, ed erano le distinzioni, se mi permetti Marco, che faceva anche Toniolo. Toniolo non ha mai detto che il capitalismo è sbagliato, che ci sono alcuni capitalisti che gestiscono male ed altro capitalismo che è effettivo. Sturzo questo ha avuto come idea. Quello che viene fuori a Sturzo è che innanzitutto queste 2 nazioni in cui ha vissuto hanno salvato la libertà e la democrazia, mentre l'Italia no, col suo modello statalista, fascista e compagnia bella. Quei 2 paesi, Londra e New York o Jacksonville, dove viveva, hanno salvato la democrazia. Quindi lui capisce che il modello organizzativo, se si ricorda la definizione dello Stato che diede Mussolini, tutto nello Stato, niente fuori dello Stato. Questa era la definizione dello Stato fascista. E questa era la definizione che secondo Sturzo aveva affossato l'Italia. Allora, quando torna in Italia Sturzo, che ricordiamolo sempre, bisogna essere umili quando si parla di Sturzo, Sturzo non ha partecipato alla Resistenza, cioè non l'ha neanche vista come tutti i preti italiani, non ha mai colto il significato di quel modello, se vuoi, unione finta, vera, che comunque ha portato assieme alle forze anglo-americane, eccetera, alla libertà del paese. Lui questa esperienza non l'ha avuta. Quello che però si è trovato a vivere Sturzo è stato il modello del welfare state, il modello keynesiano. E in Italia era quello, il piano Beveridge, la partecipazione statale, eccetera, eccetera, che era un modello a lui ignoto nell'esperienza americana e inglese, anche se poi il piano Beveridge era un laborista inglese, non era un consigliere. E questo
gli fa male, lui lo trova ostile. Perché lo trova ostile? Lui non dice mai che lo Stato non deve intervenire. Lui dice che lo Stato deve fare qualcosa per avviare le situazioni. E, per esempio, tutto il dibattito sulla Cassa del Mezzogiorno di Sturzo, ma chi può negare, un siciliano può negare che la Cassa del Mezzogiorno non aiuti, come poi ha fatto la Federconsorzio, hanno fatto tantissimo. Il Sud era un disastro, quasi peggio del Veneto, quindi nel dopoguerra. Cioè, anche il Veneto non era proprio nel 48, 50, 52, eravamo il Sud d'Italia, noi, era un disastro. Queste organizzazioni hanno salvato quel popolo, in uno spirito di concordia, perché anche l'opposizione tra la DC e del PC era anche un'opposizione in parte finta, nel senso che poi su certe grandi opere convergevano perché era una cosa di utilità del Paese, e questo era il merito della Costituzione. Quello che Sturzo assolutamente negava e vedeva pericoloso era lo statismo, lo statalismo, l'etatismo, ho detto in un francese, lo statalismo. E come si manifesta lo statalismo? Quando i controllori si identificano con i controllati. Questo Parlamento, questi uomini mandano i loro uomini a dirigere le grandi opere, le grandi imprese, intraprese della ricostruzione. Allora, se non c'è un controllore terzo nelle imprese, di sicuro automaticamente c'è il malaffare, c'è la corruzione. Ora, questo ha provocato davvero un grosso attrito con la DC, perché la DC è quella che si è inventata le partecipazioni statali. E i primi economisti della DC, eccetto Vanoni, erano dei keynesiani, tutti quanti, perché dice questo è il modello, abbassamento delle tasse e spinta verso i consumi, ci fu il grande accordo De Gasperi-Costa per la ricostruzione del paese, e lì ci fu un grande orgoglio dei cattolici. Quando Costa, presidente della Confindustria, disse a De Gasperi, dice, come ricostruiamo se non vi mettete d'accordo con me, che siamo le imprese? E De Gasperi, io rappresento le imprese italiane. E De Gasperi disse, signor Presidente, io rappresento 10 milioni di italiani, quindi mettiamoci d'accordo, se rappresenta l'industria, io rappresento 10 milioni. Era anche la grande politica di quel periodo, che adesso non parliamo della... Quindi il rapporto stesso tra controllori e controllati. Lui perché si arrabbiava molto con Mattei? Si arrabbiava molto per Mattei perché Mattei era un frutto della partitocrazia, un uomo abilissimo, intelligentissimo, per questo lui capiva Sturzo che era un uomo super Mattei, però non capiva la copertura dello Stato su questo uomo qua. Vi ricordate Mattei dice i partiti sono come dei taxi, si entra e si esce. Questo cinismo lui non riusciva a sopportare. Questo posso dire, il discorso sarebbe molto, però il discorso della distinzione del capitalismo, all'interno del capitalismo, è un discorso che viene fino a 892-93, tu sei lo specialista, di Toniolo, in cui Toniolo dice purtroppo nell'industrializzazione italiana prevalgono gli altri, ma il capitalismo si può fare anche in un'altra maniera. E non poteva non essere così nella cultura cristiana. Perché la cultura cristiana è quella che prevede gli uomini che gestiscono le istituzioni, non solamente la neutralità delle istituzioni. Finisco subito su Martinazzoli. Dove stai? Ciao. Ragazzi, tu sai che sei uno storico, sai che la storia controfattuale non si può fare. Io credo, io Martinazzoli l'ho conosciuto personalmente, fatto qualche dibattito, un uomo di profonda cultura, un avvocato umanista, un amante di Manzoni, conosceva Sturzo, a modo suo, perché Sturzo non lo conosceva, è vero, Sturzo lo conoscevano in pochi, forse Giovanni e pochi altri, De Rosa, insomma c'erano gli specialisti, però Martinazzoli qualcosa sapeva. Martinazzoli di Sturzo aveva soprattutto il carattere, forte, anche se declinato in maniera
Martinazzoli, non so se l'hai scritto nel tuo libro, Martinazzoli ha sciolto la Democrazia Cristiana con un fax. Ha mandato un fax a tutte le sezioni della Democrazia Cristiana, d'ora in avanti la democrazia è finita. Ma tu ti rendi conto? Cosa ha fatto? Ma quindi è diventato l'uomo più odiato d'Italia, Martinazzoli, in quel momento là. Che andasse cercando un'ispirazione diversa per un partito, non solo per un partito che era in crisi, c'era stata Tangentopoli, eccetera, ma per un partito che volesse trovare altre motivazioni per presentarsi come partito cattolico in Italia. E le altre motivazioni dove andare a trovare? Se non in quel deposito, in quella cassetta di attrezzi che Sturzo gli aveva lasciato. Perché Sturzo è la contemporaneità, capisci? È il realismo, è la tragedia del Novecento, Sturzo. E quindi lui si è rivoltato. Ha fatto bene, ha fatto male, non lo so, non mi esprimo. Lui era un generoso, un fax, e ha sciolto il più grande partito della storia italiana. Grazie, Susanna. No, io non vi leggo la lettera che mio padre scrisse a Martinazzoli il 23 novembre del 93, quando sente la notizia che forse la Democrazia Cristiana cambia nome e il nome sarà Partito Popolare Italiano. Allora mio padre scrive a Martinazzoli e gli dice praticamente questo: non lo fare perché faresti una scorrettezza politica e storica. Una scorrettezza politica perché non può la Democrazia Cristiana riprendere il nome di un partito che Sturzo dichiarò disciolto. Quando lui tornò dall'America dovete sapere che lui un anno prima addirittura era stato candidato, era uno dei candidati alla presidenza della Repubblica, cioè gli mandano la notizia: Don Sturzo, appena torna in tempo, faremo le elezioni tu sei uno dei candidati. E Sturzo diceva: voi siete matti, io sono un sacerdote, ho quasi 80 anni, non intendo tornare a fare politica, non intendo entrare in Parlamento, quindi dimenticatevelo. Ma questo per farvi capire quale statura morale aveva, quale prestigio aveva Sturzo. Lo volevano candidare alla presidenza della Repubblica e De Gasperi nel 1944 gli manda una lettera dicendo: caro Don Luigi, forse la guerra sta per finire, torna e sappi che io ti riconsegno il partito. Cioè lui riteneva di aver fatto da ponte tra lo Sturzo del 24, quando lui lascia l'Italia e lascia il partito, nel 44, 20 anni dopo, gli dice: guarda, il partito te lo riconsegno e spero che tu lo possa trovare in buone condizioni. Era appena nata la Democrazia Cristiana, prima sotto le catacombe in Sicilia, al nord, perché c'era ancora il fascismo, ma nel 44 già stava nascendo la nuova rete democristiana. E il Sturzo dice: no, guarda, io torno, spero di tornare, ma devi essere tu il leader. Io, ripeto, sono ormai leader di un partito disciolto. Quindi mio padre dice a Martinazzoli: tu non puoi prendere il nome di un partito disciolto. Ecco, e quindi il suo consiglio era non lo fare, non lo prendere. E purtroppo è stata un'esperienza di breve termine e non è servito quel nome a far risuscitare la Democrazia Cristiana. Bene, siamo, credo, con l'orario che ci eravamo prefissati, 22:45. Prima delle conclusioni, io ricordo che il quarto appuntamento di questa nostra settimana sociale è domenica 24 febbraio, ore 9. Continua questo giro, questo tour dentro tappe dentro la nostra diocesi. Saremo a Motta di Livenza, santuario, in piazzale Madonna, la stretta via dei cattolici in politica, al capolineo o un nuovo inizio? Questa è la domanda che in termini di attualità ci poniamo. Intervengono il professor Gianluigi Gigli, docente ordinario di neurologia all'Università di Udine, già deputato e già presidente nazionale del Movimento per la Vita, e il professor Alessandro Rosina,
che è docente ordinario di demografia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Modena e Enrico Iopo. Quindi vi ricordate l'appuntamento domenica mattina, 24 febbraio, a partire dalle ore 9. Non a caso un neurologo. Vabbè, per quello che ci riguarda, fermo Giovanni, è per dire grazie. Io credo che l'attenzione di questa sera, il clima, il silenzio, credo il dialogo, poi che abbiamo potuto constatare e verificare insieme, siano stati il segno che attorno all'attualità di Luigi Sturzo e alla sfida del Partito Popolare ci sono ancora oggi motivi di grande riflessione tra la storia profonda, alta, e l'attualità che ci interpella dentro il senso del nostro servizio al bene comune, dentro la vicenda ecclesiale e dentro la vicenda sociale e politica. Mi viene da dire che stasera, come altre volte amo verificare, abbiamo, conosciuto espressioni viventi di un'attenzione per la custodia di un pensiero, per la custodia di un valore, di un patrimonio straordinariamente alto. Qualcuno diceva, mi piace molto l'idea, come i due abili maestri pasticceri della Melegatti, che nel tempo della chiusura della fabbrica hanno comunque lavorato lievito madre perché un giorno speravano che quella storia riaprisse, che quella tradizione tornasse a vivere. Credo che oggi noi siamo ritornati dentro la profondità, l'altezza, la bellezza di queste radici e credo oggi per noi il compito, la responsabilità è di declinare il futuro. Grazie a tutti e buona serata.